Covid, morto all'ospedale di Conegliano un 39enne impiegato albanese residente da anni a Pieve di Soligo, era tornato dal suo paese un paio di settimane fa, non era vaccinato. Un nuovo appello di sindaci e ULSS preoccupati del focolaio balcanico. Sono arrivati nella notte ad Ossoni 21 profughi afghani accolti nella Marca dopo la fuga da Kabul. Per la prima volta siamo entrati con le nostre telecamere nel centro di accoglienza e li abbiamo incontrati. Dopo l'arrivo il colloquio con il medico, a breve saranno vaccinati. Per una mamma 39enne che oggi compie gli anni, il regalo chiesto dal marito, una passeggiata e un caffè al bar. Poche decine di persone alle manifestazioni simultanee dei No Green Pass a Treviso e Conegliano che minacciavano di bloccare i treni a lunga percorrenza da stamane, le stazioni blindate dalle forze dell'ordine. 3 persone, tra cui 2 minorenni, denunciati dai carabinieri senza motivo lo scorso aprile, picchiarono brutalmente un 19enne studente a Oderzo. Riduzione di organico da 8 a 5 elementi per la polizia postale di Treviso, già solo la carica di lavoro, la preoccupazione del sindaco Conte, non bisogna abbassare la guardia su crimini informatici, scriverò al ministro dell'interno Lamorgese. Il saluto del comandante dei Vigili del Fuoco Rizzo che dopo 14 mesi lascia la Marca con un risultato importante, raggiunto l'ampliamento della caserma di Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso è dunque in primo piano ancora il Covid, perché un 39enne di Pieve di Soligo è morto stroncato dal virus. Si tratta di un impiegato albanese rientrato dal paese d'origine, non era vaccinato. È morto all'ospedale di Conegliano e si tratta di una delle vittime più giovani del virus. Come comunità di Pieve di Soligo siamo oggi molto tristi per la perdita di un nostro concittadino di 39 anni, una persona che è diventata cittadina italiana, che lavorava e ben inserita nella comunità di Pieve di Soligo. Questo fatto ci colpisce in modo particolare, soprattutto in questo momento, perché le ragioni di questa morte sono riconducibili al Covid-19. Il sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldana è scosso e allarmato dalla morte inattesa improvvisa di un impiegato 39enne di origini albanesi. Rientrato un paio di settimane fa proprio dall'Albania, dove si era recato durante le ferie, si era scoperto positivo al Covid. Era in quarantena, ma di colpo le sue condizioni si sono aggravate, tanto da richiedere ieri il ricovero in terapia intensiva all'ospedale di Conegliano, dove l'uomo in serata è morto lasciando la moglie e il figlioletto. Il 39enne non era vaccinato e la sua scomparsa ripropone in tutta la sua gravità il problema della scarsa copertura tra i cittadini dell'Est Europa. Mi sento di fare un appello a tutti i cittadini e soprattutto anche ai cittadini provenienti o che frequentano nazionalità estere di seguire attentamente tutte le profilassi che sono previste dal protocollo e qualora lo ritenessero di recarsi ai centri vaccinali per seguire appunto il percorso di vaccinazione. Il comune di Pieve andrà anche oltre nella sollecitazione a vaccinarsi, raccogliendo in questo modo, con un gesto concreto, la richiesta di aiuto dell'ULSS 2. Ci sentiamo di inviare una lettera a tutte le famiglie appartenenti a comunità che in qualche modo in questo periodo si recano all'estero o che dall'estero verranno qui per lavorare nei prossimi mesi, proprio per riformulare e rendere chiare queste indicazioni in modo che ci sia anche un'ulteriore informazione, un percorso da seguire. Un decesso, quello del 39enne, dicevamo, una delle più giovani vite stroncate dal Covid, che ovviamente non fa che aggiungere un altro tassello di preoccupazione, lo diceva anche il sindaco Soldano, lo diceva il servizio di Lina Paronetto, la preoccupazione dell'ULSS 2 che è ribadita anche oggi dal direttore Benazzi con altri dati sul focolaio cosiddetto balcanico. Questa mattina abbiamo avuto 6 sostanzialmente nuovi ricoveri in malattie infettive. Di questi nuovi ricoveri 3 erano dell'area balcanica. 4 le persone in area critica al Caffoncello, tra loro 2 macedoni, tutti di età compresa tra i 40 e i 55 anni, tutti non vaccinati. Sempre all'ospedale di Treviso in terapia intensiva anche 2 italiani, le cui condizioni però sono in miglioramento. Quello che ci preoccupa maggiormente, continuo a ribadirlo, sono queste persone dell'area balcanica che invece purtroppo lamentano problemi molto importanti. L'impegno dell'USL insieme anche ai sindaci è quello di raggiungere i referenti della comunità balcanica per organizzare delle sedute vaccinali ad hoc per immunizzare il prima possibile la maggior parte della popolazione. E sul fronte vaccini la campagna va avanti, trainata dai più giovani. Stiamo avendo veramente
un ottimo risultato con i giovani dai 12 ai 25, perché anche ieri su 2.400 vaccinazioni 475 erano giovani. Vaccinazioni che riguarderanno a brevissimo anche i 21 profughi afghani che sono arrivati nella notte a Dosson, accolti nella Marca dopo la fuga da Kabul. Per la prima volta siamo entrati con le nostre telecamere nel centro di accoglienza e li abbiamo incontrati. Ex caserma Serena di Dosson. Entriamo per la prima volta all'interno del centro di accoglienza. L'ala è quella destinata alle famiglie afghane in fuga dal regime talebano, collaboratori dello Stato italiano messi in salvo insieme ai loro cari. C'è il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, venuto a incontrarli, il presidente della Nova Facility che ha in gestione la struttura, Gian Lorenzo Marinese, arrivato appositamente da Lampedusa e che racconta l'aspetto che più l'ha colpito. Sono arrivate 2 persone che in uno stato di età veramente avanzato, che dici cosa sono in questo momento, come hanno fatto a trovare la forza di lasciare il loro paese in un momento così complesso, come hanno fatto? Quanti anni hanno circa? Oltre 80 anni. È l'ora di pranzo, grandi e piccoli stanno mangiando, ma 2 capifamiglia ci parlano volentieri, sforzandosi di ricordare l'italiano imparato negli anni dai nostri connazionali in Afghanistan. L'uscita dall'Afghanistan era stato un casino, sono sacchi di gente, è stato filo, troppe persone, però erano italiani, ho fatto aiuto, esercito, mi hanno chiamata, sono entrato dentro aereo, poi un giorno è stato in Kabul, dopo ho passato Pakistan, Qatar, dopo è arrivato in Roma. Era 10 anni, che nel 2009 che era stato con gli italiani, però assistente PX. Non è una scelta, però sono obbligato a venire qui. Sono talebani, uccide gente che è stata con i ISAF, NATO o fuori di Afghanistan, è stato con loro, uccidere, sono passati noi qui. Hanno detto che dopo che è arrivato i talebani è molto pericoloso per noi, per la nostra famiglia. Io con mia moglie e 2 figli siamo qui. Grazie a tutti gli amici qui, hanno provato tantissimo, tutti cose. In Italia per sfuggire alla morte, ma già pensando a ricostruirsi una vita per loro e soprattutto per i figli. Io sto cercando per un lavoro, non voglio che rimane siedi. Io sono stato insegnante di università, voglio lavoro anche qui. I miei figli sono studenti di medicina, se può. Io voglio loro per continuare il loro studi. Il soggiorno all'ex Serena dovrebbe durare poche settimane. Ma la struttura si dimostra nuovamente presidio del territorio. In un momento di emergenza noi ci siamo, offriamo la nostra assistenza e accoglienza e poi sarà compito della prefettura nelle prossime settimane, una volta che avremo finito tutte le procedure sanitarie, individuare altre soluzioni abitative per loro. Dunque i profughi afghani accolti nella notte dagli operatori della Nova Facility e quindi il colloquio con il medico, lo dicevamo, anche a breve saranno vaccinati, ma c'è anche il desiderio della normalità dopo la paura e il terrore di finire uccisi dai talebani. Per una mamma 39enne che proprio oggi compie gli anni, anche dei fiori e il regalo chiesto dal marito, una passeggiata e un caffè al bar. Ieri sera quando sono arrivati ero molto stanchi, ma comunque siamo riusciti a gestire, a dare il cibo. Sono circa 3 famiglie del Herat, invece uno di Kabul, quello che sono riusciti a capire. Arrivano dunque da Herat e Kabul i 21 cittadini afghani giunti nella notte all'ex caserma Serena di Dosson. 4 famiglie, una di 7 componenti, 2 di 5 e una di 4, accolte dai mediatori culturali e dagli operatori della Nova Facility. Ci sono bambini, 2 di 4 anni e 2 di 3, e poi ragazzi, mamme e papà. I tamponi questa mattina al risveglio, quindi il colloquio con il medico. Abbiamo cercato di essere i più corretti possibili, rispettosi di quelle che sono le loro tradizioni, per cui in questa prima fase abbiamo parlato essenzialmente con i capi famiglia e abbiamo risolto alcune problematiche urgenti. Per fortuna nessuno di loro al momento presenta delle problematiche attive o passive di grande rilievo. Li seguiremo naturalmente nei prossimi giorni per vedere come vanno e se hanno altri bisogni da poter soddisfare. Sono stati i 2 anziani ultra ottantenni quelli ad aver maggiore bisogno di attenzione, ma le medicine di cui necessitavano
necessitavano sono state reperite e somministrate. E poi c'è l'aspetto psicologico da curare per far affrontare al meglio a queste persone il cambiamento resosi necessario per la loro stessa salvezza. Cercheremo di costruire con loro, passo dopo passo, questa nuova parte della loro vita, questa nuova possibilità. Naturalmente ogni storia è differente, però non voglio nascondere che siamo tutti molto emozionati di poter fare qualcosina anche noi per poter contribuire a far star meglio queste persone e anche per arricchire la nostra comunità. Dopo i giorni drammatici della fuga c'è voglia di normalità. Uno dei capifamiglia ha chiesto alla mediatrice Alessandra Tosato di poter festeggiare il compleanno della moglie con una passeggiata all'esterno, desiderio esaudito nel pomeriggio. Un caffè in piazza ad Ossone di fronte al municipio insieme al sindaco, papà, mamma e i 2 figli. I'm very happy because oggi is my birthday. Un momento di spensieratezza dopo tanta paura e incertezza, con il pensiero a chi è rimasto in patria, a un Afghanistan in cui sperano torni la pace, e il continuo ringraziamento a chi sta dando loro una mano. Grazie mille. Grazie. Come sapete, l'ex caserma Serena si trova ai confini tra Casieri e Treviso. Allora sentiamo i sindaci di Casieri e Treviso sull'arrivo dei profughi afghani. Mario Conte annuncia che andrà presto a incontrarli, chiedendo per il futuro garanzie sul tema immigrazione. Carraretto, che li ha visti di persona in mattinata, ha avuto una impressione positiva. Partiamo proprio da lui. Tutto sommato bene, anche se penso abbiano trascorso dei giorni abbastanza pesanti per tutto il passaggio da lì a qua. Però probabilmente la luce negli occhi ha fatto capire che di là ci sono veramente molti problemi, e dunque adesso si cercherà di capire anche attraverso i mediatori, anche se ho trovato una persona che parla bene l'italiano, dunque vuol dire che c'è una conoscenza, un'intelligenza e anche una certa cultura, dunque credo che l'integrazione qui da noi con queste persone sia molto facile. Siamo stati pronti insieme agli altri comuni, insieme alle associazioni del terzo settore, a dare un'accoglienza dignitosa, perché l'ho detto al tavolo della prefettura, non vogliamo che si ripetano gli errori del passato, quando l'accoglienza si limitava soltanto e nemmeno sempre a trovare un posto con un tetto, però mancava tutto il resto, mancava soprattutto il lato umano dell'accoglienza, che deve prevedere un'integrazione concreta e soprattutto opportunità di futuro. Questa prima mini ondata è stata gestita assolutamente molto bene, però guardiamo al futuro e come amministratori del territorio chiediamo regole, chiediamo fondi, chiediamo progettualità. Lo dobbiamo a chi arriva dall'Afghanistan e lo dobbiamo alle nostre comunità. Ancora Mario Conte, ma questa volta la sua preoccupazione per un altro fronte, la preoccupazione per il taglio di organico della Polizia Postale di Treviso, che in pochi mesi passerà da 8 a 5 operatori specializzati. Una riduzione che, dice Conte, può avere conseguenze gravi sulla sicurezza dei cittadini. L'attuale organico era già al minimo, con un sovraccarico di lavoro. È il commento appunto del primo cittadino sulla situazione messa in luce dal sindacato autonomo di Polizia SAP. La Polizia Postale si occupa di attività particolarmente importanti, dice Conte, dalla repressione dell'hackeraggio alle frodi informatiche, reati legati alla pedopornografia. In un mondo sempre più informatizzato e presente sul web tramite smartphone, piattaforme social, e-commerce, condivisione e scambio dati, non si può abbassare la guardia e dice in chiusura Conte: scriverò al ministro dell'Interno Lamorgese affinché si tenga alta l'attenzione sulle fattispecie criminose legate al web. A Villorba oggi c'era questa mattina il governatore del Veneto Luca Zaia, che è tornato a parlare dei no Green Pass. Fra poco vedremo anche il flop del tentativo delle manifestazioni annunciate per bloccare i treni, ma è tornato a parlare anche di autonomia con una riapertura della partita politica. Lo ha annunciato lo stesso Zaia, che dice in settimana vedrà il ministro Gelmini. Conto già dalla prossima settimana a fare un altro incontro con il ministro Gelmini, mi incontrerò anche con i tecnici per cominciare ad abbozzare quello che saranno i passi successivi per portare avanti il nostro progetto di autonomia. Da qui si riparte già nei prossimi giorni, assicura il presidente Zaia a Villorba, per presentare il candidato sindaco di Lega e Fratelli d'Italia. Sindaci, dice il governatore, che proprio nel percorso dell'autonomia hanno un ruolo chiave e non manca un mezzo avviso ai naviganti. L'autonomia ce la meritiamo, ho bisogno di una squadra di sindaci che ci credano. Io ho ancora 4 anni da fare in regione, molti sono felici,
Però sta felicità gliela tolgo all'ultimo istante. Più in generale la questione politica resta immutata, così come pare di capire le resistenze centrali, nonostante le dichiarazioni di principio. Non è che a Roma fanno i salti di gioia per l'autonomia del Veneto, però fortunatamente avendo un referendum alle spalle con 2.273.000 veneti che hanno votato è più facile andare lì a battere i pugni. Si riprendono bene, diciamo, le attività, anche perché sono state ferme ormai una ventina di mesi a causa del coronavirus. Coronavirus che, va detto, continua a colpire, come dimostra il numero dei ricoveri in costante aumento, ma comunque circoscritto a livello ospedaliero grazie ai vaccini, campagna vaccinale che Zaia rivendica. Siamo arrivati a 6,5 milioni di dosi. Sentite, io penso una cosa, che sia un fatto di civiltà. Noi non siamo chiamati a decidere se devi vaccinarti o no, ma siamo chiamati a darti l'opportunità di vaccinarti se vuoi vaccinarti. Ma se tu non ti vuoi vaccinare, la tua libertà finisce dove inizia la mia. E deve essere chiaro questo. Questa è la domanda tutt'altro che retorica nei giorni in cui aumentano gli attacchi di alcune frange del popolo Novax e No Pass, un clima d'odio che preoccupa. Dal 22 febbraio 2020 che stiamo inanellando minacce, lettere minatorie e altro. È segno dei tempi, mi sento solo di dire che il conflitto e la violenza non serve a nulla. Concetto ribadito dal palco con toni molto più forti. È vergognoso e vomitevole sentire persone che ancora dicono in giro che è la roba che riguarda i vecchi, che è una roba che riguarda i malati, perché non hanno diritto di vivere queste persone. Noi veneti non siamo così. La vaccinazione, cari signori, lasciatemelo dire, ci sta portando fuori da questo casino. E intanto, a proposito di No Green Pass, lo dicevamo anche nei titoli, un po' in tutta Italia, in tutto il Veneto e Treviso e Conegliano non hanno fatto eccezione. È stato un flop la annunciata manifestazione che doveva bloccare i treni a lunga percorrenza nel giorno in cui è partito l'obbligo di Green Pass per i treni a lunga percorrenza. No, stia tranquillo, non abbia paura. Avete paura? Così tanto avete paura? Una decina, poco più, poco meno, i No Green Pass che si sono ritrovati davanti alla stazione di Treviso per quella che su Telegram era stata annunciata come una giornata di mobilitazione con tanto di blocco della circolazione ferroviaria, minaccia che ha portato un imponente dispiegamento di uomini e mezzi a Treviso capoluogo come a Conegliano, tra le 54 città italiane nel mirino. Diversi gli operatori schierati a supportare la Polfer, anche la questura, i carabinieri e la polizia locale. Alla fine però il flop è stato evidente, ad ammetterlo gli stessi manifestanti. Anch'io mi sono stupito che ci fosse poca gente, evidentemente non è stato pubblicizzato. Io mi sono imbattuto per caso in un opuscolo, un volantino praticamente. A incidere forse gli appelli delle istituzioni a non esacerbare i toni e la prospettiva di sanzioni immediate. Nessuno tra chi c'è dice però di voler occupare i binari, altri tirano in ballo parallelismi storici estremi. Sono qui solo per la manifestazione qui e non per occupare i treni. Dice siamo pacifici. No, io sono pacifico, io sono un divulgatore del Vangelo di San Marco. Il Green Pass, come dicono tutti, è semplicemente un mezzo surrettizio per indurre la gente a vaccinarsi, una specie di piccolo o grande ricatto, perché rende la vita difficile a chi non è vaccinato e non è corretto. C'è in ballo quello che è successo anni fa, che anche anni fa è stata così. Anni fa è stata così, c'era la scienza dietro. E gli ebrei sono finiti in campo di concentramento con gli zingari, con i sacerdoti. Non è un'estremizzazione questa? Perché... Lei le pare che sia un'estremizzazione questa? Con la polizia schierata non posso neanche entrare in stazione? Che se vado su qualsiasi posto a mangiare seduto non posso farlo, devo star fuori? Le pare che questo è normale? Adesso la cronaca ci porta a una indagine dei carabinieri che sono riusciti a individuare i responsabili di una brutale aggressione a un 19enne a Oderzo. Tra i responsabili ci sono anche dei minorenni.
Sono state fondamentali per le indagini dei carabinieri di Oderzo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, così come le testimonianze di alcuni ragazzi non direttamente coinvolti nei fatti, ma presenti ai giardini pubblici comunali di Oderzo lo scorso 24 aprile, al momento dell'aggressione ai danni di uno studente di 19 anni. Quel giorno, intorno alle 19:30, al culmine di una lite per futili motivi, il giovane era stato accerchiato e poi colpito con calci e pugni che gli avevano fatto perdere i sensi. I responsabili erano poi fuggiti, mentre lo studente era stato trasportato all'ospedale Pitergino con un trauma cranico commotivo, una momentanea amnesia e altre contusioni al volto, giudicate guaribili con alcuni giorni di prognosi. I militari dell'Arma avevano subito avviato le indagini, che hanno portato ora alla denuncia in stato di libertà per lesioni personali aggravate ed omissioni di soccorso di un 16enne di origini albanese, un 17enne italiano e un 30enne anch'egli di origini albanesi. Ancora la cronaca, prima ha rubato una bici a una ragazza e poi ha colpito al volto un amico della vittima che l'aveva rincorso e raggiunto. Un 18enne della Castellana con precedenti alle spalle, a quel punto è fuggito a piedi tra le vie del centro di Castelfranco abbandonando il mezzo. I carabinieri del nucleo operativo automobili di Castelfranco si sono messi subito sulle tracce, dopo aver acquisito una serie di riscontri lo hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato per rapina impropria. Adesso il saluto del comandante dei Vigili del Fuoco che dopo 14 mesi lascia la Marca con un risultato importante raggiunto: il progetto di ampliamento della caserma di Treviso. Abbiamo proposto alla nostra amministrazione la realizzazione di una nuova struttura che dovrebbe sorgere qui all'interno del comando, un po' più rispondente, diciamo, alle esigenze formative dei nostri ragazzi. Il comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso, Giampiero Rizzo, dopo 14 mesi lascia la Marca, portando a casa un importante obiettivo, quello dell'ampliamento da 2 milioni di euro della caserma di via Santa Barbara, da qualche anno polo didattico di riferimento per Veneto e Friuli Venezia Giulia per la formazione dei futuri pompieri. L'intervento permetterà di realizzare 40 nuovi alloggi e aule didattiche. Ma c'è un altro traguardo raggiunto che riguarda la sede aeroportuale dei Vigili del Fuoco, con quella attuale non più adatta alle esigenze del corpo. In tempi brevi, ragionevolmente in un paio di anni, riusciremo ad avere una nuova sede più confacente sia dal punto di vista operativo sia dal punto di vista logistico. Dai 5.000 ai 6.000 interventi all'anno vedono impegnati i Vigili del Fuoco di Treviso per incendi, maltempo e incidenti stradali. Questi ultimi hanno segnato in modo drammatico l'estate 2021 con 30 vittime in pochi mesi. Probabilmente una protezione maggiore delle sedi stradali potrebbe essere un'indicazione, una valutazione da fare. Rizzo saluta la Marca per tornare in Calabria, al suo posto l'ingegnere Alberto Maiolo, attualmente impegnato al comando di Udine. 14 mesi, quelli trascorsi in provincia di Treviso, segnati dalla pandemia. È stato ancora più difficile, però devo dire che con i miei uomini e le mie donne, che sono veramente eccezionali, siamo riusciti a centrare gli obiettivi. Pochi istanti di pubblicità e poi torniamo a parlare della campagna elettorale, in questo caso a Villorba. Rieccoci in studio in diretta e allora la campagna elettorale per le elezioni comunali. Lo avete visto, Zaia nel corso del servizio all'inizio del nostro telegiornale era a Villorba per supportare il candidato sindaco di Lega e Fratelli d'Italia. Si tratta dell'assessore Francesco Soligo. Ci sono i vertici di Lega e Fratelli d'Italia a Villorba per la presentazione di Francesco Soligo, candidato alla poltrona di sindaco. A tenere a battesimo la sua discesa in campo anche l'attuale primo cittadino, Marco Serena, vicino a chiudere i suoi 2 mandati. È il gruppo con cui negli ultimi 10 anni abbiamo calato oltre 30 milioni di opere pubbliche a Villorba, pur essendo un periodo disastroso. Soligo attualmente ricopre l'incarico di assessore al sociale e all'istruzione proprio della Giunta Serena e il suo impegno in questa nuova avventura parte all'insegna della continuità con il lavoro delle precedenti amministrazioni. Faccio parte della squadra di Serena dal 2007 e quindi un po' d'esperienza l'ho maturata, ricordando l'esempio di Ivana Scatolò e poi via via con quello che abbiamo imparato anche con Marco Serena. Soligo sostenuto oltre che da Lega e Fratelli d'Italia anche da una lista del sindaco
sindaco uscente, 54 anni, sposato, padre di 2 figli, ha alle spalle una lunga carriera politica anche come consigliere comunale, un'esperienza che lo porta a tracciare le priorità per Villorba. Dopo pandemia abbiamo già rivisto un attimo come proporsi con attività produttive e con il sociale, perché la pandemia ci ha portato a rimodulare certi interventi. La priorità sicurezza nelle scuole, abbiamo 8 scuole tutte quante sismicamente a posto, interverremo in altri plessi per l'ampliamento della scuola di Catena e la sicurezza nelle strade. Adesso le notizie dal Bellunese. È il 7° giorno di ricerche senza esito purtroppo. Federico Lugatto non si trova. Sono stati un centinaio i soccorritori che anche oggi hanno setacciato la zona del gruppo montuoso Tamer San Sebastiano. Imponente la task force di uomini e mezzi, soccorso alpino, vigili del fuoco, protezione civile, guardia di finanza, ma anche amici, parenti e persone che hanno risposto all'appello della moglie di Federico, Elena Pancera, che resta convinta che il marito scomparso giovedì scorso sia ancora vivo. Oggi sono arrivati anche i sommozzatori che hanno perlustrato il piccolo bacino del Pramper con esito negativo. Continueremo anche domani, afferma Alex Barattin, contattato poco fa al telefono. Stiamo allargando ulteriormente il campo delle ricerche, ci concentreremo su nuove aree. Vi daremo tutti gli aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. E poi c'è sul fronte economico la ripartenza difficilissima per l'ACC di Borgo Valbelluna, situazione disperata, la definiscono i sindacati, con i lavoratori pronti a scendere a Roma. Noi facciamo un grosso appello a tutti i politici, ma a tutto il territorio che fino adesso ci ha sempre supportato nelle nostre iniziative, di darci una mano e chiedere al Ministro Giorgetti un tavolo ministeriale dove si mette ben in chiaro le intenzioni del governo sul risanamento dello stabilimento. Un'altra estate è passata sotto i cieli della CC, cieli che si fanno sempre più cupi e con l'assemblea dei lavoratori pronta ad azioni eclatanti, come a un'altra discesa a Roma. Nel mirino ancora una volta il governo, visto che a mancare il provvedimento ministeriale che serve a liberare le risorse utili a mettere la fabbrica con i suoi 300 lavoratori in carreggiata. Si tratta quindi di attivare quell'articolo 37 ancora lettera morta del decreto sostegni e rivolto alle realtà in amministrazione straordinaria in crisi di liquidità, disposizione che pure a Ferragosto ha avuto l'ok della Commissione europea. La situazione dell'azienda è sempre peggiore, se prima era drammatica oggi è disperata, le prospettive per il futuro sono di un lento spegnimento delle produzioni e quindi oggi noi siamo a chiedere insieme ai lavoratori una rapida convocazione del tavolo al Mise, perché il governo ha preso un impegno rispetto a questa azienda ponendo l'amministrazione straordinaria e quindi oggi deve dirci quali soluzioni ci sono. Sappiamo tutti che la soluzione è il finanziamento, questa azienda ha bisogno di essere finanziata e sostenuta. Noi chiamiamo comunque alla responsabilità anche la politica locale e la politica regionale, perché comunque dobbiamo tutti essere responsabili di questa situazione che comunque non è più drammatica, è veramente allo stremo. E a 2 settimane di fatto dall'inizio delle elezioni, nel giorno in cui di fatto è stato reso obbligatorio il Green Pass anche per il mondo della scuola con i docenti, proprio il mondo della scuola bellunese ha aderito alla campagna vaccinale di comunicazione dell'ULSS 1, realizzando un video messaggio diffuso tramite i social. Ho deciso di vaccinarmi perché già mi fido dei medici quando mi prescrivono gli altri farmaci e non vedo perché dovrebbe farmi paura questo vaccino. Io non credo che tutti gli esperti siano diventati mentitori o siano ingannati da chissà quale potere occulto quando valutano che i benefici del vaccino sono molto superiori ai suoi rischi. Ho inoltre deciso di vaccinarmi soprattutto perché come insegnante so che si educa di più con l'esempio che con le parole e quindi come potevo sottrarmi da dimostrare con i fatti quella responsabilità che chiedo ai miei ragazzi. Franco e Laura, insegnanti, sono 2 dei protagonisti del video messaggio dell'ULSS 1 realizzato dagli studenti delle scuole in rete per lanciare un appello per la campagna vaccinale e per un rientro in classe in sicurezza. Tra le voci anche quelle di pensionati, volontari e studenti. È vero, il virus mi ha sfidato. Io lo aggredisco con il vaccino. Ora, proprio adesso, mi sono detto fra me e me. Noi bellunesi siamo forti
che si chiami Baia o si chiami coronavirus, sappiamo uscirne sempre, ma tutti insieme. Tra un intervento e l'altro nel video vengono elencati alcuni effetti collaterali che solo alla fine si capirà a cosa sono riferiti. Orticaria, edema della laringe, trombocitopenia, leucopenia. Non sono gli effetti collaterali del vaccino, sono gli effetti collaterali del paracetamolo, farmaco che noi tutti usiamo comunemente. Io mi fido dei medici, mi fido quando mi prescrivono il paracetamolo e mi sono fidata quando mi hanno consigliato di vaccinarmi. In chiusura vi ricordo che da lunedì 6 settembre alle 21:15 ritorna Ring, la politica alle corde, la trasmissione di attualità della prima serata di Antenna 3, condotta dal vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. È un autunno ricco di temi, quello che sta per iniziare, a cominciare dalle elezioni comunali ovviamente del 3 e 4 ottobre prossimi, che sarà il primo confronto a livello locale dopo l'insediamento del governo a guida Mario Draghi. E dunque lunedì sera alle 21:15 i protagonisti della politica e dell'attualità torneranno a confrontarsi in vista delle urne, ma non solo, tante le sfide che attendono il Veneto, dalla gestione sanitaria della pandemia all'estensione del Green Pass. E quindi Antenna 3 sarà in prima linea ancora una volta per raccontare e approfondire i tanti volti di un Veneto che sta ripartendo, ma deve fare i conti con le incognite dei prossimi mesi. 21:15 di lunedì riparte Ring, la politica alle corde. Adesso invece vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica ancora stabile sull'Italia. Ne beneficerà anche il nostro territorio con una giornata, quella di giovedì 2 settembre, all'insegna del bel tempo. Vediamo dunque il dettaglio. Sul Veneto il contesto sarà decisamente buono, con tanto sole un po' su tutti i settori e cielo al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento ci sarà, specialmente in prossimità dei rilievi, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature gradevoli, minime tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 22 e i 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo anche qui una splendida giornata soleggiata. Il cielo sarà sereno o velato, senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove non cambia lo scenario, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 28-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Moreno Tardivo Tristyle, potatura ed abbattimento alberi di alto fusto, presenti in tutto il Triveneto. Chiamateci per un preventivo gratuito.